Prova, 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 prova. Molto bene, allora l'obiettivo di andare ai playoff promozione è stato centrato con un secondo posto. L'obiettivo di chiudere i secondi dietro la corazzata Nardi Pallavolo Volta è stato centrato e i prossimi obiettivi ovviamente sarà quello di arrivare il più avanti possibile nei playoff promozione. Amici sportivi, buon pomeriggio da Lorenzo Mina Capelli. Siamo in diretta dal Pala Rugby di Castel d'Assano in provincia di Verona per la partita d'andata della prima fase dei playoff promozioni, i cosiddetti quarti di finale, che vede a confronto la Vivigas Arena Volley Team di Verona e la Rotoblas Volano Volley. Dopo qualche settimana di attesa siamo finalmente tornati a trasmettere in diretta streaming anche la Serie B1 dopo le varie esperienze della Serie C di Coach Brembilla. Allora, noi siamo molto contenti di essere tornati qui a commentare anche la Serie B1 perché adesso arriva il momento più importante della stagione per la squadra di Coach Parlatini, ovviamente i playoff promozione dove la squadra che riuscirà ad arrivare riuscirà a concludere le tre fasi vincendo le partite con i migliori punteggi andrà in Serie A2. Allora ringraziamo. Allora, dicevo, ringraziamo il Volano Volley che è tornato a trasmettere la diretta streaming anche per la Serie B1. Alan Berloff in cabina di regia che adesso ci sta sistemando la telecamera che a causa delle continue pallonate sono purtroppo volate, si è un po' spostata la telecamera, comunque provvederemo a rimettere a posto il tutto nei tempi possibili, ma comunque per la partita saremo sicuramente pronti per trasmettervela. Allora, una delle novità della formazione della Rotoblas Volano Volley, per chi ha seguito i social e il sito Volano Volley, ovviamente è quella che ora in formazione abbiamo una nuova giocatrice, la scacciatrice del 2001, Blerona Tasciolli, che in questa stagione era tra le file della Wildlands Stata Trento e che è un supporto che ci potrà aiutare sicuramente per arrivare a dei buoni risultati ed è quello che ovviamente si augurano tutti. Allora, noi dovremmo essere tra poco pronti per trasmettervi la partita, che ovviamente siamo già in diretta ovviamente, però con le varie grafiche, i punteggi. Quindi siamo anche oggi vedo che c'è anche un pochettino di pubblico rispetto ad altre partite, quindi siamo davvero contenti, però ovviamente la vera gioia sarà quando saremo al completo, ovviamente, quando il palazzetto sarà completamente pieno di gente, però quello ci sarà ancora un pochettino di tempo perché intanto mi è arrivata una bella pallonata. Allora andiamo con ordine perché c'è tanto di cui parlare. Allora, gli arbitri hanno chiamato il mani di uscire dal campo, quindi tra poco meno di 5 minuti inizierà la partita. La prima vera esperienza del Volano Volley in un playoff promozione di Serie B1. L'ultima esperienza in un playoff della Rotoblas Volano Volley
Ed eccoci qua, perfetto, sono entrate le nostre grafiche con il tabellone e gli sponsor in alto e in basso a sinistra. Siamo pronti adesso per trasmettervi questa diretta streaming. Allora, vi dico subito che c'è tanta tensione, tanta emozione anche da parte mia. Siamo pronti allora per questa diretta streaming. Il problema c'è, non riesce a connettersi. Tranquillo. Ok. Allora, mancano soltanto 3 minuti all'inizio della partita, anche meno addirittura, 2 minuti all'inizio della partita che vale il primo storico playoff, il primo storico playoff promozione. E siamo veramente quasi pronti, le squadre stanno per entrare sul terreno di gioco, non c'è lo speaker in questo palazzetto, quindi credo che dovrebbero entrare direttamente in campo senza i consueti starting six. Allora, io non ho qui gli starting six completi, però credo che dal lato Volano Volley dovrebbero partire in questa maniera. Pozzoni come opposto. Come opposto dovremmo avere Beatrice Pozzoni, come palleggiatore Elena Bortolot. Poi le bande dovrebbero essere Barbolini come capitana e se la mia memoria non mi trae in inganno, Emma Galbero. Sì. E poi le centrali sono Livia Tresoldi e Nuccia Elena Gabrielli. E come ruolo di libero per questa partita partirà Elisa Della Valentina e non Marta Scannavacca al momento. Allora, le divise delle due formazioni sono il consueto bianco-nero, nonostante la società abbia i colori sociali bianco-rossi. Rotoplas Volano Volley, giallo-blu e bianco, le magliette della formazione di coach Marcello Bertolini. Primo attacco, palla in tocco out, partono già le prime proteste per la Rotoplas. 1-0 per la Vivigas, che si prende il primo punto della partita. Allora, adesso al servizio dovrebbe andare la numero 3, Emma Gugliotto al servizio per la formazione di coach Bertolini. Vediamo il servizio di Gugliotto, battuto su Barbolini. L'attacco di Pozzoni a due mani, salva Gugliotto. L'attacco in campo, sì, se ho visto bene, Alma Pangipane, se non erro, ha fatto il punto del 2-0. Anzi, scusate, Alberta Garbosa, numero 15. Ancora al servizio per Vivegas, Emma Gugliotto, ancora lei al servizio. Vediamo di nuovo il suo servizio, battuto ancora su Valentina Barbolini, Bortolotte, Elena Gabrielli, la palla stavolta in campo e arriva il primo punto per la formazione di Luca Parlatini. 2-1 il punteggio adesso, col punto di Nuccia Gabrielli. E pronta al servizio la numero 12, Emma Galbero al servizio per la formazione di Luca Parlatini, battuto su Sgarbossa e Gabrielli. 2 pari il punteggio adesso. Nuccia Gabrielli che approfitta di una ricezione sbailenca di Sgarbossa e arriva al punto del 2 pari. Vediamo ancora il servizio di Emma Galbero. Frontale al servizio, ancora su Sgarbossa. Intervento di Vistoli. Vincente l'attacco di Sgarbossa con l'ausilio del net. Arriva il terzo punto per la Vivigas. E Marta Scannavacca adesso entra al posto di Elisa Della Valentina. Quindi il libero titolare ritorna in campo. Probabilmente scelta tecnica. Il servizio è della numero 5 Anna Erbar. Pozzoni Murata,
Emma Galbero in bugger, Bortolotti in palleggio ancora per Beatrice Pozzoni, salva Bissoli, l'attacco non riesce di Frangipane, Scannavacchi in bugger per Pozzoni, chiedono il tocco che non c'è ovviamente, peccato. Quarto punto per la Vivigas. Qui ci trae un po' in inganno il tabellone perché di solito è locale a sinistra e ospite a destra, invece qui è l'esatto contrario. 4-2 il punteggio a favore di Verona. Servizio di Harbar che viene ricevuto da Galbero. Murata Barbolini. Salva Barbolini. Nuccia e Beatrice Pozzoni. 3-4. Elena Gabrieli. Nuccia al servizio per Rotoblas Volano Volley. Il catino del Palarobbi è comunque abbastanza incandescente in questi primi punti, sia da una parte che dall'altra. Vediamo Nuccia al servizio. Messo il servizio, out. Il libero, la numero 18 Michela Moschini la battesa fuori e ci vede giusto. Il servizio di Sgarbossa che ha ricevuto Pozzoni. Barbolini, pallonetto vincente. Attacco vincente. Proteste della formazione veronese. Perché pensavano che l'avevano tenuta in gioco. L'arbitro femminile Denise Galletti e Gianmarco Lentini sono i due arbitri dell'incontro, tutti e due della sessione di Catania. Pozzoni out, 6-5 il punteggio, 6-4 scusate il punteggio. Allora il servizio adesso va alla numero 2 Fabiana Brutti. Ricordiamo che Fabiana Brutti l'anno scorso è stata reduce da un bruttissimo infortunio proprio durante il torneo Cercasì che si è svolto nel precampionato della scorsa stagione. Servita su post, Livia Tresoldi salva. Livia! Sì, in campo Livia Tresoldi. 5-6 il punteggio. Vediamo. Adesso cerco di dirvi chi c'è. Chi sono le giocatrici anche della Vivigas al momento in campo. Attenzione. Palla out. 6 pari. Allora aspettate, scusatemi un attimo perché mi manca una giocatrice da segnare. Mamma mia, bello il servizio. L'attacco di... Ah, ecco. Adesso ce li ho tutte. E il primo vantaggio della Rotoblas Volano Volley. Allora 7-6 il punteggio per la Rotoblas. Allora vi elenco lo starting six di coach Bertolini. Allora Brutti e Gugliotto nel ruolo di centrali. Le schiacciatrici sono Harabar, Frangipane, Sgarbossa. Come palleggio Bistoli e il libero Moschini. Salva Elisa della Valentina Bortolot. Emma Galbero Murata out. La palla è in campo. 7 pari. Senti, se cominciamo così giuro che sto zitto tutta la partita, Palla out e poi vedendo il getto di servizio di Bissoli, Barbolini, Bortolot, Emma Galbero tocca il muro ma la palla è imprendibile per le giocatrici della Vivigas. 8-7 il punteggio per la Rotoblas. Livia Tresoldi al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Livia Tresoldi che vi ricordiamo è tornata a giocare una partita dopo lo stop forzato per la partita di recupero contro Porto in cui mi ha assistito come commentatrice tecnica. Riceve Sgarbossa e si prende il punto la Rotoblas sulla ricezione sbagliata della Vivigas. Credo con Nuccia Gabrieli, se ho visto bene. 9-7 il punteggio.
Ancora Livia Tresoldi al servizio. Vediamo il servizio di Livia. Questa volta si spegne in rete. Peccato. 8-9 il punteggio adesso. Al servizio va la numero 12, se vedo bene, della Vivigas. Sono un po' coperto dalla visuale di Scannavacca, però sì, confermo. Alma Fangipane in battuta. Servisce proprio su Marta Scannavacca che si prende l'ace. 9 pari. Ancora Fangipane in battuta. 9 pari adesso al Palarobbi. Marta Scannavacca riceve Bortolot. Nuccia Gabrielli prende la palla. Gugliotto. L'attacco non va a buon fine di Sgarbossa. Emma Galberos con l'ausilio del muro salva poi Moschini. Attenzione, chiamano l'invasione. La palla è out. La palla era passata nettamente dietro l'asta. Nella buona come nella cattiva sorte arriva il punto per la Rotoblast. 10-9 il punteggio. Ora al servizio va la palleggiatrice Bortolot. Vediamo il suo servizio. A servire su Bistoli. Il palleggio di... Scusate, era Sgarbosa in realtà. Chiamata la doppia, la portata contro Bortolot. 10 pari il punteggio. Allora, al servizio Emma Gugliotto. 10 pari al Palarobbi di Casteldassano. Vediamo il suo servizio su Marta Scannavacca, out. Era netto questo out. 11-10. Emma Galbero al servizio per la Rotoblast. Volano volley. Vediamo il servizio della giocatrice milanese. A servire su Fangipane. L'attacco prende l'asta di... L'attacco di Anna Harabar. 12-10 punteggio per la Rotoblast. Ancora Emma Galbero. Ruotano tanto i liberi, vedo in questo primo set. Bello il servizio di Emma. L'attacco vincente che sfonda il muro della Rotoblast. Siamo sul 11-12. Marta entra quando battono loro. Sì, infatti dicevo che stanno ruotando abbastanza, intendo il libero. Allora adesso rientra Marta Scannavacca per il servizio. Però a servire su Emma Galbero, Bortolot. Beatrice Pozzone ad anticipare. Prova il muro ad anticipare, però gli si ritorce contro. 13-11 punteggio. La POS. Adesso siamo sul 13-11. E Nuccia Gabriele al servizio. Vediamo il servizio di una delle nostre centrali. Su Alberta Sgarbossa. Bello l'attacco di Sgarbossa. 12-13 punteggio. Alberta Sgarbossa al servizio. Allora, spero di non far troppa confusione con i numeri, perché i numeri su queste maglie sono abbastanza illeggibili. Ora che sono anche un po' coperti dalla rete. Bortolot che deve impegnarsi tanto. Barbolini. Punto vincente. 14-12 punteggio. Adesso la post al servizio. Numero 1 Rotoblast Volano volley. Vediamo il servizio di Beatrice Pozzoni. A servire sul libero Moschini. E l'attacco. Salvataggio miracoloso di Beatrice Pozzoni. Barbolini! Valentina Barbolini dopo un grande salvataggio di Beatrice Pozzoni. La chiude Valentina Barbolini. Time out per la squadra di Marcello Bertolini. E l'ultimo punto è di... Ok, il punto è stato della nostra figlia d'arte Valentina Barbolini, cresciuta pallavolisticamente da suo padre che è un allenatore, ma anche sua madre, non dimentichiamolo, perché
se no Valentina mi mena. Anche sua mamma è stata una grandissima pallavolista, è stata anche campionessa d'Italia, quindi non sminuiamo allora anche il fatto che è cresciuta proprio pallavolisticamente parlando, proprio con entrambe le giocatrici, da entrambi i genitori. 15-12 punteggio, il time out si conclude, richiesto da coach Marcello Bertolini. 15-12, palla a servizio di Beatrice Pozzoni. Adesso siamo pronti a tornare in campo, dopo che i due arbitri, Gianmarco Lentini il secondo e Denise Galletti il primo della sessione, tutti e due della sessione di Catania, hanno richiamato le squadre in campo. Molto bene, allora l'arbitro dice che si può ricominciare. Allora rivediamo il servizio di Beatrice Pozzoni a servire su Moschini. Bizzoli, Murata, peccato davvero, peccato. 13-15. Scusate, Livia aveva fatto un miracolo sotto rete con quel muro a rimandarla verso una delle nostre giocatrici. Peccato poi il bugger che era troppo lungo per arrivarci. Fabiana Brutti al servizio, a servire su Beatrice Pozzoni. Bortolot per Valentina Barbolini. Murata, Bissoli, l'attacco vincente di Fangipane. 14-15 adesso. Dai subito noi. Ricordiamo. Oh mamma. Intanto abbiamo un ospite in attesa nel palazzetto. Marta a ricevere, Bortolot, Valentina Barbolini chiedono il tocco che non c'è, peccato. Siamo sul 15 pari adesso. Allora abbiamo un ospite in attesa qui al palazzetto, che è un piccione, vi dico. Chissà se sarà uscito dalla finestra adesso. Poverino l'uccello. Ne dubito infatti. Attenzione, difficoltà. Purtroppo qua ci sono addormentati. Coach Pallatini costretto a chiamare anche lui il suo primo time out. Si è un po' ribaltata la situazione. Allora nuova tecnologia, che sono questi time out che invece che a schermo intero sono nel riquadrino, come direbbe un certo Guido Meda. Occhio al riquadrino, sto per noi. Vabbè, era così che lo diceva, scusate. Vabbè, non era di questo che volevo parlare comunque. Insomma, il time out di Bertolini è servito per riprendersi il break. Infatti, guarda caso, è arrivato un break di 4-0 da parte della formazione giallo-blu veronese. E adesso siamo su 16-15 a favore della formazione veneta. Vediamo il servizio di Emma Gugliotti. No, scusate, di Fabiana Brutti, ancora lei al servizio. Livia, 3 soldi, Murata, Pozzoni a salvare, Bortolotti in bugger per Valentina Barbolini. Livia, 3 soldi, non aspetta, attenzione, protestone da parte della capitana della formazione di Marta Bissoli, la capitana. Marta Bissoli è già la seconda protesta che fa. Mi sa che qui scusate, l'arbitro Galletti si è arrivato all'ultimo richiamo verbale. Il prossimo dovrebbe essere l'avvertimento col cartellino giallo. Protestavano perché le mani di Livia erano probabilmente oltre la rete, ma in realtà non è stato di questo avviso l'arbitro. Livia, 3 soldi, stavolta salva. Attenzione adesso, Elisa salva, però deve concedere una free ball. Bissoli vincente stavolta l'attacco. Torna in vantaggio la Vivigas, 17-16. Allora Marta Bissoli al servizio per Arena Volley Team Verona. Vediamo il suo servizio, servire su Barbolini, Bortolot, Livia. Non c'è purtroppo il tocco. Probabilmente Livia non c'è nemmeno arrivata, peccato. 18-16. Verona che sta iniziando a prendere un certo distacco. Vediamo il servizio ancora di Bissoli. Riceve Pozzoni, Bortolotti in bugger. Emma Galvero, Murata.
Bortolot, ancora M in pallonetto, l'attacco che non va a buon fine. Pozzoni, peccato ancora, attenzione l'attacco del numero 15, era in campo la palla, l'attacco di Arabar è in campo. 19-16, massimo vantaggio per la Vivigas. E allora coach Parlatini chiama il suo secondo e ultimo time out di questo primo set. Insomma, 3 punti di vantaggio, massimo break per le ragazze di Bertolini. Invece Volano è stata con un vantaggio forse di 3 punti anche noi, o di 2 punti forse, non mi ricordo bene. Comunque probabilmente 2 punti, sicuri 2 punti. Comunque Vivigas che ha iniziato a prendere un po' prende un pochettino le distanze. Rientrano in campo le due formazioni. Bissoli, la capitana al servizio. Vediamo il servizio. E Livia Tresoldi firma il 17° punto. Vai Livia! Livia Tresoldi al servizio, l'autrice dell'ultimo punto della Rotoblast. – 19-17 per la Vivigas. Servizio di Livia, out, e diventano 20 punti della Vivigas adesso. Sempre quei 3 punti a separare le due formazioni. C'è il cambio per la formazione di coach Bertolini. Esce la numero 12 Fangipane e entra Miriam Rossi, numero 11, e va lei al servizio. Miriam Rossi. Vediamo il servizio di Miriam Rossi per la Vivigas. Battuto su Beatrice Pozzoni. Bortolot, Valentina Barbolini, out. Non ci siamo. 21-17, attenzione. Massimo vantaggio Vivigas, 4 punti. Gli stessi punti che mancano alla conclusione del primo set. Miriam Rossi ancora al servizio, battuto su Valentina Barbolini che riceve benissimo. Gabrieli, attenzione adesso, Sgarbossa non riesce a illudere Pozzoni. Emma Galvero salva ancora Sgarbossa. Barbolini anche con l'ausilio del muro. Mamma mia. Bortolot probabilmente con la palla è troppo lunga, ha provato a mandarla nella metà campo veronese, ma il colpo gli è rimbalzato in canna. Più 5 adesso Vivigas, 22-17. Mamma mia. Battuto servizio Pozzoni. Picchiano tantissimo le ragazze della Vivigas e le ragazze della Rotoblast sbagliano troppo. 23-17. 2 punti per la Vivigas per aggiudicarsi il primo set. La Rotoblast ne deve recuperare 6 per almeno andare sul 23 pari. Ancora Rossi al servizio. Servire su Barbolini. Bortolot, Gabrieli, troppo lunga questa palla. Mamma mia, l'attacco. Murata, Gabrieli e Galbero. 18-23. C'è il cambio adesso per la Vivigas. Rientra Alma Fangipane e esce Miriam Rossi. Elena Bortolotta al servizio sul 18-23. Ci sono sempre 5 punti a separare le due formazioni. Servito su Sgarbossa. Bissoli ancora per Alberto Sgarbossa in attacco. Salva Barbolini. Bortolot. Emma Galbero in pallonetto vincente. 19-23. Il punteggio. Ancora Bortolotti in battuta per la Rotoblast Volano Volley. Vediamo il servizio di Elena ancora su Sgarbossa. Bissoli cambia l'attacco. Murata da Galbero e Gabrieli. Se ho visto bene, Fangipane è stata murata. 20-23. Time out discrezionale per
Marcello Bertolini, secondo e ultimo time out. Respira, la libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira, la gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira, la bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira, sei in Trentino. E dopo questo mini spot Dai. a schermo intero siamo tornati in diretta dal Palarobby di Casteldassano. 20-23 il punteggio. Elena Bortolot in battuta. Servire sul libero. Servizio out. Moschini la battesa fuori, fa molto bene il suo lavoro. 24-20, set ball per la Vivigas Arena Volley Team, che è a un passo da vincere il primo set. Battuto su Marta Scannavac. Bortolotti si deve impegnare per salvarla. Adesso per chiudere Garbossa Murata. Emma Galbero. Murone, Emma Galbero. Che elevazione di Emma. 21-24. Annullato il primo set ball alla Vivigas. Vediamo il servizio della giocatrice milanese. Servire su... Ancora Murata! Gabrieli stavolta, Nuccia Gabrieli. 22-24. Vediamo ancora Galbero in battuta. 22-24. Vediamo il suo servizio ancora a servire su Sgarbossa. Per chiudere Bortolot salva Galbero in bagger. Lentina Murata. Bortolot. Possoni in mallonetto. Comunque vada, la Rotoblast non si è arresa. 23-24. Mamma mia. 23-24 il punteggio. Allora adesso c'è una piccolissima pausa per asciugare il parquet. È finita time out. E anche perché se chiamava il time out sarebbe stato giallo per perdita di tempo. Sì, ti ricordi quando la vecchia... La perdita di tempo non è giallo. Cioè, due perdite di tempo. Mamma mia. Sgarbossa, Murata. Elisa della Valentina in bagger per Beatrice Pozzoni. False! Attenzione Bortolot. Pozzoni. Vediamola. Elisa. Che botta di fortuna. Che fortuna. 25-23. Peccato. Dai ragazzi, dai, brave, siamo lì. Peccato Dai, davvero dai. perché comunque su un parziale di 24-20 comunque ne avevano recuperate 3 e probabilmente questo errore arbitrale è costato caro. Allora pausa per gli sponsor. 1-0 il punteggio per la Vivigas. Torniamo tra poco. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Di nuovo in diretta dal Palarobby di Casteldassani. Insomma, un primo set che dopo che aveva quasi visto la rimonta della Rotoplas, purtroppo si è chiuso con una rimonta fallita per il rotto della cuffia. La Vivigas Arena Volley Team si è aggiudicata il primo set per 25-23. Che non fosse una partita facile era già come si dice, era già capibile dalla vigilia, che è una squadra molto tosta questa. Dopotutto in un girone in cui si è trovata ad affrontare squadre fortissime come Antea Volley Vicenza e Duetti Giorgione, lei è stata la prima squadra delle non super big, perché contando che le super big del giro di questa Serie B1 sono probabilmente per il girone C la Nardi Pallavolo Volta, Antea Volley Vicenza e Duetti Giorgione. Allora, inizia il secondo set, siamo sul 1-0 a favore della formazione di coach Bertolini. Vediamo Emma Galbero, disinnescata la bomba di Emma Galbero. Bortolotti, Gabriele vincente, primo punto per la Rotoplas, 1-0 il punteggio. Servizio di ace Bortolot di Elena Bortolot, e ora siamo sul 2-0. Mamma mia, 2-0 il punteggio. Vediamo ancora il servizio a servire su Sgarbossa. Bissoli, Alberta Sgarbossa forse aveva toccato la linea di seconda, però non credo di aver visto bene. Comunque Moschini in bagger, Sgarbossa a salvare, ci ha provato a salvarla Barbolini, però peccato. 2-1 il punteggio. Entra adesso per ricevere, entra Marta Scannavacca, quindi scelta tattica. 2-1 il punteggio. Al servizio va Emma Gugliotto. Emma Gugliotto al servizio, riceve Barbolini, ricezione sbagliata di Barbolini, firma il 2 pari. Alberta Sgarbossa, se ho visto bene. Di nuovo parità al Palarobby. Al servizio sempre Emma Gugliotto. Vediamo il suo servizio su Marta Scannavacca che la batte out. E ora siamo sul 3-2. Ok, adesso mi invento uno stratagemma. Perfetto. Emma Galbero in battuta adesso sul punteggio di 3-2 per la Rotoplas Volano Volley. Battuto il servizio su Sgarbossa, Bissoli, l'attacco subito di Brutti. Ha tentato il miracolo la formazione di Parlatini, non c'è riuscita per poco. 3 pari al servizio ora Anna Arrabar. Arrabar in battuta. Vediamo il suo servizio su Emma Galbero. Bortolot, Barbolini sfonda la difesa di Fangipane. 4-3 il punteggio.
Vi ricordiamo che il primo set, per chi si collegasse soltanto ora, è finito per 25-23 in favore della formazione di coach Bertolini. La formazione di... Attenzione, pallonetto, salva! Ha salvato Emma Galbero. Vediamo se la concretizza la Vivigas. Bortolò alza troppo il bugger e tocca il controsoffitto. 4 pari. Quattro pari adesso. Alberta Sgarbossi in servizio per Vivigas Arena Volley Team. Vediamo il servizio di Sgarbossa. Servire su Marta Scanavaca Bortolot. Lentina Barbolini salva. Brutti a concedere una free ball. Livia Tresoldi, Bortolot. Pozzoni, Murrata. Ancora Pozzoni. Salva Bissoli. Moschini, Sgarbossa, Murata da Livia! Livia Tresoldi, muro singolo. Ma ha alzato una muraglia cinese. Livia Tresoldi. 4-5 il punteggio a favore della Rotoblast. Mamma mia, se ho visto bene, muro singolo. Lì servito Pozzoni. Out la palla, 5 pari. Fabiana Bruti in battuta. È lei la giocatrice più esperta del roster, classe 1985. Vediamo il servizio su Marta Scannavacca Bortolotto. Stavolta Livia si fa murare e chiede scusa alle compagne. 6-5. Ancora Brutti al servizio. Servizio su Pozzoni, Bortolot, Barbolini, salva Sgarbossa. L'attacco di Frangipane non va a buon fine. Barbolini a attaccare su Sgarbossa ancora. Pallonetto, Bortolot, ancora Barbolini, Vicente. 6 pari, di nuovo parità alla Pala Robby. Ancora adesso al servizio per l'autrice dell'ultimo punto, Valentina Barbolini. Vediamo il servizio di Vale della Babu. Servisce su Sgarbossa. L'attacco in fast di Emma Gugliotto, vincente. 7-6 il punteggio. E Marta Bissoli al servizio. Vediamo il servizio della palleggiatrice su Barbolini. Bortolotte per Emma Galbero. Impallonetto vincente. Tutte ferme nella metacampo Arena Volley Team. E il punto arriva abbastanza agevolmente. Scusate, penna che mi è cascata sul microfono. 7 pari il punteggio. Vediamo adesso Livia Tresoldi, l'autrice dell'ultimo punto, in battuta. Vediamo il suo servizio. Con l'ausilio del net arriva l'Ace che vale il vantaggio. 8-7. Vediamo ancora Livia Tresoldi in battuta, numero 7. Vediamo il servizio. Ancora Livia a servire su Frangipane. L'attacco Murato. Out. Prima la murata e poi Gugliotto a cercare di riservire. La manda out. 9-7 il punteggio. E allora intanto ancora per placare la potenza della Rotoblast, c'è questo stratagemma di continuare ad asciugare il pavimento. Vediamo se
Allora, 9-7 il punteggio per la formazione di coach Parlatini. Servizio out. 8-9 il punteggio. Al servizio Alma Fangipane. Allora, vediamo il servizio di Fangipane su Beatrice Pozzoni. Bortolot, Emma Galbero! A tutto braccio Emma Galbero. Spara una bomba che forse andava anche out, però che mi confermano che sarebbe stato in campo, però che non riesce a disinnescare Fangipane. Al servizio per la Rotoblast Elena Bortolot. A un altro ace di Elena Bortolot. Un 18 al punteggio. Bortolot ancora lei al servizio. Battuto su Sgarbossa. Bissoli. Sgarbossa salva Valentina Bolini. Pozzoni ci prova, come è giusto che sia, ci prova. Pallonetto, salva Elisa dalla Valentina. Gabrieli prova in campo, la palla in campo. Beatrice Pozzoni, che bel, che attacco di Elena Bortolotti sul palleggio. Pensate di Nuccia Gabrieli. Occhio allo spot intero perché torniamo tra poco. Risveglio. Tornano i colori, i profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira, sei in Trentino. 12-8 il punteggio al Palarobbi di Casteldassano in provincia di Verona. Sono scattati i playoff promozione per la Rotoblast Volano Volley e la Vivigas Arena Volley Team. Questa è la gara d'andata dei quarti di finale, o che si voglia dire prima fase. Invasione contro la Rotoblast. O fallo di velo. Ci ho visto bene? Fallo di velo o fallo di seconda? Ok. Ok. 9-12 il punteggio su questa infrazione. E Emma Gugliotti in battuta. Out. 13-9 il punteggio. Devo dire che la divisa del libero della formazione di Bertolini mi piace molto. Questo grigetto con i tricolori italiano. Servizio, mamma mia. Free ball, Emma Galbero, Bortolot, vediamo di sfruttarlo con Beatrice Pozzoni. E la Bea post non si fa pregare. 14-9, cambio per la Vivigas. Entra la 9 Alessia Ciccolini ed esce la numero 5 Anna Arabar. Dove fai l'aiuto? Aiuto scout? Servizio di Emma Galbero! Arriva l'ace, Emma Galbero, 15-9. Massimo vantaggio a Rotoblast, Volano Volley. Dai Emma, dai! Ancora Emma Galbero in battuta per Volano Volley. Vediamo il servizio su Sgarbozza, Bissoli. Prova il pallonetto. Oh, attenzione. L'attacco. Muratta però riceve Pozzoni, Bortolot. Gabrieli. Mamma mia. Bissoli. Sgarbozza. Out. È out. Palla out. 16-9. Credo che forse coach Bertolini potrebbe chiamare il time out, però mini richiamo per la panchina di, credo di, veramente con la panchina perché forse si sono alzati. Forse, perché ho visto, mi è sembrato di aver visto. Allora, occhio al riquadrino intanto che arriva il time out discrezionale per coach Bertolini. Credo che il richiamo che abbia
abbia subito Valentina Barbolini sia stato per la panchina biancorosa, che probabilmente nella foga dell'esultanza probabilmente o sono entrate vicino al campo o hanno esultato con troppa euforia. Allora, stanno per entrare in campo le squadre. Eccolo il richiamo. Squadre nuovamente in campo, quindi siamo sul punteggio di 16-9 più 7 il distacco. Ancora Emma Galbero in battuta. Vediamo il servizio di Galbero. Battuto, questa volta si spegne in rete, peccato. 16-10 punteggio. Allora in battuta va quella che è appena entrata, Alessia Ciccolini. Battuto su Emma Galbero, Bortolot, Valentina, che salvataggio di Pangipane. Pallonetto di Sgarbossa vincente. Si assottiglia il distacco per la Rotoblas. Adesso al servizio ancora Alessia Ciccolini. Vediamo il servizio della numero 9, Vivica Serena Volletin. Su Marta Scannavacca. E vincente l'attacco di Brutti. Ancora un altro punto mangiato alle ragazze di coach Parlatini. Vediamo se Luca prova a chiamare il time out. Ed eccolo qua che è arrivato. Time out discrezionale. Allora ancora un piccolo riquadrino per farvi vedere la bellezza del nostro Trentino. Anche se ormai gli spot, per chi ci segue dalla primissima giornata, ormai li saprà quasi a memoria. Però è anche un bel modo per celebrare gli sponsor che ci danno davvero una gran mano, perché come vi ricordiamo sempre, senza di loro non siamo nessuno. E sono, diciamo, il nostro petrolio per portare avanti la baracca del Volano Volley. Allora, siamo sul 16-12 il punteggio al momento. Squadre nuovamente in campo adesso. Marta Scannavacca, vi ricordiamo che vediamo, poi fra un attimo ve lo spiego, o magari al prossimo set. Servizio su Emma Galbero, Elena Bortolotto, Elena Gabrieli, Moschini a salvare in free ball. Bortolot, Barbolini murata da Fabiana Brutti. Attenzione, cartellino giallo per la panchina trentina. Allora, non ho capito per quale motivo. O sei coerente, le fischi tutte, o Non ho capito la reazione del perché l'arbitro ha c'è la fiscata portata secondo questo. Allora no. Allora, o le fischia uguali, primo set. Beh, comunque arriva il giallo verso la panchina biancorossa, quindi adesso ha ricevuto l'avvertimento col cartellino, quindi adesso bisogna stare molto attenti. Credo Parlatini sia stato ammonito. Esatto, ma c'è uno ieri. Che Brembilla è sempre stato molto, un po' troppo energetico in questi giorni. Bisogna cercare comunque di non abbassare la guardia dal lato Rotoblas. Vediamo ancora Ciccolini a servire su Galbero, Barbolini, pallonetto, portata questa, non fischiata, però vabbè, non importa. Pozzoli, e questa volta è vincente. Come direbbero i tifosi, contro tutto e tutti. E fino al 7! Siamo sul 17-13 adesso per la Rotoblas, non 16-14, però adesso lo correggiamo subito. Attenzione adesso l'attacco, a cercare tanto Sgarbossa, ma la palla è out. 18-13. Allora Nuccia Gabriele ancora al servizio. Vediamo il servizio di Nuccia su Sgarbossa, Bissoli per Bruti murata, Moschini a salvare, Bissoli per Sgarbossa, Galbero a salvare ancora Bortolot,
Babu, murata Bortolot, Gabrieli per Pozzoni. Andiamo. Attacco murato, Olivia! Out, pochissimo out, peccato. In realtà vedo, purtroppo ho le fette di salame negli occhi, invece era nella nota metà campo. Il caldo ci fa dire cazzate. Scusate, fate finta di non aver sentito. Allora, 18-14. Servire su Marta, Scannavaca Bortolot. Pozzoni in difficoltà, riesce comunque ad attaccare. L'attacco, pallonetto di Fangipane. Pozzoni! L'attacco è vincente della Poz con l'ausilio delle mani, out. 19-14. Allora, al servizio va Bortolotti. No, Beatrice Pozzoni, scusate. Bissoli, pallonetto. Bortolot. Emma! Gol! Out! Galbero out. Che la daga dentro anche. 20-14. Adesso chiederanno l'intervento della pulizia probabilmente per fermare questo break. No, in realtà no. 20-14 punteggio. Ancora Pozzoni in battuta. Stavolta si spegne in rete. 15-20 punteggio. Fabiana Brutti in battuta adesso per la Vivigas. Arena Volley Team. Ricordandovi che la regular season della Vivigas è chiusa con un terzo posto. Riceve Pozzoni, Bortolot per Emma Galbero. Salva Sgarbossa. L'attacco di Fangipane non va a buon fine. Barbolini per attaccare un pallonetto. Scusate, Fangipane. Galbero! Emma Galbero, 21-15. Allora, Valentina Barbolini, la Babu, al servizio. Attenzione al gesto. Ah no, ha chiesto solo il cambio del pallone perché era uscito dal campo. Valentina Barbolini in battuta. Out. 16-21. Servizio di Bissoli a servire su Barbu. Livia Tresoldi. Livia Tresoldi. 22-16 punteggio. Va proprio l'autrice dell'ultimo punto in battuta, Livia Tresoldi, number 7. Vediamo il suo servizio su Libero Moschini. Bissoli, l'attacco murato da Gabrieli. Tocca l'asta Fangipane. 23-16. Adesso ricomincia la solita tiritera del pavimento bagnato. Vediamo, eccola fatto, chiamato. 23-16. Allora, Livia Tresoldi, ancora lei in battuta sul punteggio di 23-16. Moschini a ricevere. Bissoli. Che attacco di Cicolini che non va a buon fine però. Peccato. Cicolini e Elena deve aver preso anche un bel colpo alla mano perché se la sta quasi reggendo. Però era una bomba paurosa quella di Cicolini. Anche quella che ha disinnescato Barbolini, se ho visto bene. O era Livia Tresoldi aveva salvato sul primo attacco. 17-23 punteggio. Serve Fangipane. Bortolotta a ricevere. Galbero!
24-17. Ma che te la dà buona e non si accorge che è l'allenatore che l'ha alzato, bisogna stare attenti. Allora, adesso c'è ancora palla. Niente da fare, guarda. Se calcoliamo tutte le interruzioni per il pavimento bagnato, mi sa che arriviamo forse a 5 minuti di gioco praticamente solo di asciugamento. Si allenerà tanto. Allora, set ball per la Rotoblast. Ma in realtà sembra asciugato lei comunque, Moschini. Pallonetto di Sgarbosa che non va a buon fine. Bortolot. Postoni Murata. Elisa della Valentina per Emma Galbero. Peccato Moschini. Sgarbossa. Out. E out. 25-17. 25-17. Allora ci prendiamo la pausa per gli sponsor e torniamo tra poco dopo aver dato un'occhiata alla formazione dopo aver dato un'occhiata ai Silver. Nuovo in diretta dal Palarobby di Casteldassano. 1-1 il punteggio tra la Rotoblast Volano Volley e la Vivica Sarena Volley. 25-23 il punteggio del primo set a favore delle veronesi e 17-25 in favore della formazione di coach Luca Parlatini. Allora, pronto riscatto delle ragazze di Luca Parlatini in questo secondo set, ed era la reazione che ci aspettavamo. Quindi una gran bella prova delle ragazze di coach Parlatini. Dunque, poi a fine partita vi diremo chi potrebbe essere l'MVP di oggi. Grazie. No. Brava Marta! Allora, voi non lo vedete dalla postazione, però il pallone con cui si stava allenando Marta Scannavache è volato sul tetto e non scenderà più da lì. Taglieli su tutti! Che È rimasta sulla palla. Adesso si va Marta! Allora, siamo pronti a scendere in campo. Siamo sul 1 pari. 25-23 il primo set, 17-25 il secondo, punteggio di 1 pari. Il primo servizio sarà nelle mani della Rotoblast con Elena Bortolotto.
perché è della... Che dice? C'è qualcuno che ce l'ha autorizzato. Infatti, leggendo i commenti su YouTube mi chiedo se quel Frazzoni sia un tifoso Vivigas, però mi suonava un po' strano che continuasse ad asciugare il pavimento in realtà. Noi accogliamo Siamo sull'1-0 per la Vivigas, il primo punto è loro. Perché insomma, a me viene da dire, in tutto il campionato non ho mai visto così tante volte asciugare il pavimento come in queste occasioni. Servizio ancora di Sgarbossa, Bortolot, Emma Galbero, primo punto anche per la Rotoblast, 1 pari. Intanto qui dentro mi sembra di sentire odore di fumo adesso. Mi sentire odore di fumo, mi sembra. Forse qualcuno è andato a fumare fuori con le porte aperte. Come direbbe il buon vecchio Guido Meda, vi ricordiamo che è vietato fumare. Galbero l'attacco. Pozzone a salvare con un miracolo. Bizzoli. Brutti. 2-1 il punteggio. Allora rientra in campo Marta Scannavacca al posto di Elisa Della Valentina. Il cosiddetto cambio tattico è questo: Marta Scannavacca per ricevere e Ace, la regola delle due sulla palla, si è fatta risentire. 3-1 il punteggio. Dicevo, Scannavacca comunque nel ruolo di ricevitrice e Elisa Della Valentina nel ruolo di difensore. Però il ruolo non cambia, sono entrambi liberi. Al servizio ancora la numero 2, Brutti. Secondo ace di Brutti. Nell'angolo sempre di Scannavacca e Barbolini. Forse Luca potrebbe chiamare il suo primo time out già dopo soli 5 azioni. In realtà no. Ancora Brutti in battuta. Dai. Battuto il servizio su Marta Scannavacca che riceve Bortolot. Nuccia Gabrielli. E ora siamo sul 2-4. Nuccia Gabrielli al servizio. Allora io devo dire che ho un pochettino di paura, perché c'è il pallone che è sopra le nostre teste, che magari con una potrebbe cadere da un momento all'altro sul campo. Speriamo di no. Pallonetto vincente che passa in mezzo alle mani del muro e non c'era nessuna pronta a difendere. Peccato. 5-2. Allora al servizio va la numero 16 adesso, Marta Bissoli, la capitana della Vivigas, Arena Volley Team. Serve su Beatrice Pozzoni. Bortolotti in bagger per Barbolini. Smorzato il suo attacco. Moschini per Sgarbossa. Vincente il suo attacco. Scusate, di Fangipane. 6-2. Allora siamo sul punteggio di 6-2. Arriva il primo time out. Allora ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Dopo questa breve pausa legata al nostro sponsor trentino, siamo tornati in diretta dal Pala Robby di Casteldassano, in provincia di Verona. Vivigas Arena Volley Team che sta conducendo il set per 6-2 contro la Rotoblast. Volano Volley, Bortolot, Pozzoni difende Sgarbossa. L'attacco potente di Fangipane non va a buon fine. Barbolini
salva Sgarbossa. E l'attacco della numero, credo, 9. Alessia Ciccolini mi sembrava. Viene Murata. Sì, intendevo dire chi è che aveva fatto l'attacco. Sì, Ciccolini. 3-6 il punteggio sul murone di Livia Tresoldi. Possone al servizio per Rotoblast. Attenzione, messo in difficoltà Bissoli. Però si concretizza l'attacco. 7-3. Sempre 4 punti tra le due formazioni. Che strano, l'ha preso in mano una persona fuori del palazzetto, stranamente comunque non è da pulire. Galvero! Ottimo l'attacco che va a toccare le mani del muro e a prendersi il money out. 4-7 il punteggio. Allora, adesso al servizio la Babu, la capitana Barbolini. Diamo il servizio della numero 10, battuto sul libero. Attacco, mamma mia! Galvero. Fallo la doppia. Adesso vediamo se sul campo di là. 8-4 il punteggio. Sempre 4 punti tra le due formazioni. Però Vivica che è partita meglio in questo set. Però è ancora molto lungo. C'è ancora la chance di recuperare. Servizio di Gugliotto. Pozzoni a ricevere. Bortolot di seconda si prende il punto. E chiamano ancora il fallo contro Bortolot, che l'ha preso. A me comunque mi sembra una protesta assurda, perché l'ha presa di pugno, l'ha presa. Non può essere doppia se l'ha presa di pugno. Seconda linea volevo. Ah, fallo di seconda linea. Spiegati. Livia Tresoldi a servire. L'attacco di Ciccolini vincente che passa in mezzo alle mani del muro. 9-5. E ho dovuto anche salvare il nostro regista Scoutman da un proiettile che stava piombando sui computer. Al servizio Ciccolini per Vivigas. Barbolini a ricevere. Bortolot. Mamma mia, in difficoltà la Vivigas. Bissoli riceve Pozzoni. Bortolot. Barbolini. Vincente. Aspetta l'arbitro. Out! Cazzo! Se me la dai dentro vado. Vengo. E mi sa che qua l'arbitro la chiamerà in campo. Scandaloso. Vediamo. Scandaloso. Stiamo in silenzio. Probabilmente adesso chiamerà il cambio e darà il punto alla Vivigas. A meno che non stia parlando di proteste. No, è confermato la palla out. Allora forse potrebbe chiamare il cartellino giallo alla Vivigas per proteste, forse, perché forse è stato anche a lungo, poteva anche essere la chiamata. Però è 6-9 il punteggio. Dai, spingiamo adesso. Bortolotti in servizio. Battuto su Sgarbossa. Bissoli. L'attacco erosivo del muro. Gabrieli. Provare a chiamare. Pozzoni! Non riesce a disinnescarla. Moschini. 7-9. Elena Bortolotta ancora lei imbattuta. Battuto il servizio su la numero 12. L'attacco non ci arriva Elisa della Valentina. 10-7. Comunque è stato comunque costruito un buon break. Allora Sgarbossa in battuta per Rotoblast e Vivigas Arena Volley Team, scusate.
E battuta su Pozzoni in 2 sulla palla. Attenzione, Barbolini, Gabrielli. Sbaglia l'attacco, mamma mia. Nuccia Gabriele si è presa una brutta pallonata su... No, non è neanche stato un monster block, però monster tette possiamo dire. Che ha preso una brutta pallonata. Elena Gabrieli sul petto. Quindi monster tette. Si sente. Emma Galbero sbaglia il servizio. 11-8. Dai, raga, dai. Vediamo il servizio di numero 2. La Brutti al servizio? Sì, dovrebbe essere Fabiana Brutti. Vediamo il servizio. Su Marta Scannavacca, molto complicato per Marta salvarla, ma ce la fa. E Barbolini chiude l'attacco. 9-11. Allora adesso Nuccia Gabrielli in battuta per Vivi. Non ce la posso fare, ragazzi, oggi. Vivigas siamo noi, Rotoblast sono loro. Esatto. Prima o poi ce la farò, però è sempre meglio di dire non nominare la pistolato. Allè! Galbero disinnesca l'attacco. Barbolini. Moschini salva. Attenzione! Ci ha provato Nuccia. Attenzione che forse si è fatta. Spero non si sia fatta. No, è fatta male davvero. No. Cascata male sul fianco. No, solo un colpo. Mamma mia. Mamma mia, Nuccia, non facci prendere sti infarti che mi fai. Vai, raga, Che ho sudato dai. freddo. 12-9. Allora speriamo che Nuccia si riprenda. Livia Tresoldi salva. Pallonetto, Bortolot. Marta Scannavacca per Pozzoni. Peccato, scusate, Barbolini. Livia Tresoldi. Livia Tresoldi. Brava Livia! Però, scusate, però non sembra star molto bene comunque Nuccia, O forse il colpo che ha preso sul petto prima, forse gli ha tolto il respiro, adesso forse, attenzione. Pozzoni in ginocchio, deve servire su Barbolini. E se si concretizza momenti, cosa veniva fuori? Murata! Ora lì! Ancora Murata! È dentro! 11-12! Che murone della Dolomitico! Di lì non si passa, è veramente sul limite del fondo campo. Dai, raga, dai! 12-11, allora io credo, Alan, guardando la reazione, credo che potrebbe essere anche che abbia subito perché del colpo al petto prima, forse, quindi adesso out l'attacco di Pozzone. 12-11 e 13-11, scusate. Comunque guardando la rotazione, credo manchi ancora un'azione, poi dovrebbe entrare in campo. Un po' difficile l'attacco di vincente. 14-11. Allora vediamo se Nuccia si è riuscita a riprendere, perché adesso si è un po' rialzata, però. Allora ci sono due alternative. Allora o entra la Jessica, però Jessica non ha neanche la divisa da gioco, però, quindi è impossibile. Emma Galbero, fallo di seconda. Ingenuità di Emma Galbero purtroppo qua. 15-11. Time out per coach Parlatini. Occhio al riquadrino allora, che intanto che passano questi 30 secondi di time out. Allora c'è da capire se Gabrieli può entrare in campo, perché se no
Perché sennò qua bisogna capire chi sarà il cambio, chi farà la centrale, la Nalmodi probabilmente. Che lei nella difficile partita contro la Villa d'Oro Modena è stata lei a prendere il posto di Livia Tressoldi, perché quella era una delle partite che non doveva giocare. Pronti a rientrare in campo. 4 punti tra le due formazioni. Allora Luca dovrebbe aver esaurito tutti e due i time out. Vediamo il servizio su Pozzoni, Bortolot, Livia Tressoldi. Purtroppo col muro 0 non sfrutta l'attacco. 16-11. Dai. Punto alla volta. Sara Guerra e Tasciolli pronti a entrare in campo. Allora, no, purtroppo tempo scaduto per fare il cambio. Bortolot, Barbolini, salvataggio di Moschini, pallonetto. Bortolot, ancora Barbolini, oddio del net, peccato non si concretizza l'attacco e si concretizza quello della Vivigas. Allora il cambio è pronto. Bortolot e Postoni probabilmente saranno i cambi, sì. Postoni per Sara Guerra e Tasciolli per Bortolot. Dai raga, dai. Tasciolli che esordisce con la divisa Rotoblas dopo 10 partite, 9 forse, 8 con la Wildness a Trento. E Frangipane in battuta per Vivigas su Valentina Barbolini. Ai 18-11 più 7 il vantaggio, sì. Like motivi del secondo set, però solo a parti invertite. Vediamo il servizio. Sbagliato il servizio di Frangipane. 12-16 e scusate, non ce la posso fare oggi, scusate. 12-18. Valentina Barbolini, la capitana Rotoblas in battuta. Battuto il servizio su Moschini. Visto lì, in mezzo alle mani del muro. Tasciolli. Fallo di doppia di Tasciolli. 19-12 punteggio. Al servizio Emma Gugliotto per Vivigas. Out di poco, ma out. 13 scusate, a 19 per la formazione di Bertolini. E attenzione, cambio del pallone. Siamo sul 13-19, servizio Livia Tressoldi. Gabrieli che è rientrato in campo. Battuto il servizio su Brutti. Cambia completamente l'azione del campo. Tasciolli ci prova. 20-13. Al servizio Ciccolini. Barbolini a ricevere Guerra. Gabrieli. Vincente. 14-20. Dai raga, dai. E adesso primo servizio per Blerona Tasciolli al servizio. Di nuovo ad asciugare il campo per l'ennesima volta. E allora viene fermato il gioco anche per i cambi. Sara Guerra rientra per Pozzoni e Bortolot riprende il posto di Tasciolli, che quindi non farà il suo primo servizio con la maglia biancorossa. Bortolot al servizio per Volano Volley. Dai che li riprendiamo. Vediamo.
il servizio di Bortolot su Sgarbossa e va proprio Sgarbossa, attaccare 21-14. Ok, per una volta vediamo che hanno chiesto anche le nostre asciugare, quindi dai. Servizio Sgarbossa sul 21-14. Bortolot. Pozzoni che si deve fermare. Metà campo ancora di Elvolano. Ancora per Pozzoni. Vincente. Mi fa sempre sudare quando Bortolot la rimette 2 volte di fila sulla stessa giocatrice. Però è anche il suo gioco comunque, quindi non si può neanche stare tanto a dire qualcosa. Emma Galbero in battuta su. Oh, pallonetto, Emma a ricevere. Bortolot, Gabrieli 16-21. Dai Nuccia, brava! Che sembra aver ripreso la forma. Nuccia Gabrieli. E ancora no, time out stavolta per coach Bertolini. Allora pausa sponsor. - 21-16, ci sono ancora dei punti da recuperare. Però speriamo di potercela fare. Emma Galbero in servizio su attenzione, Pozzoni che ha avuto la forza della disperazione. Moschini, mamma mia, Barbolini salva. Bortolot, Barbolini salva ancora, attenzione. Nuccia Gabrieli 17-21, Monster Block. Dai che siamo lì, dai! Emma Galbero ancora lei al servizio. Adesso vedrete, si ritornerà il gioco. No, per fortuna no. Ok, Emma Galbero al servizio. Vediamo il suo servizio, ancora lei sempre su Fangipane ad attaccare. Della Valentina a salvare. Barbolini! Babu, sì! La Babu 18-21. Allora Emma Galbero ancora lei al servizio. Dai! Vediamo il servizio di Emma, ancora lei in battuta. La palla è out di poco, peccato. La Vivica torna a respirare. Al servizio ora per la formazione di Bertolini va Brutti. E a servire su Barbolini, Bortolot, Pozzoni per Murata da Fangipane 23-18. Allora, intanto che vi batto il servizio vi voglio spiegare delle combinazioni. Tutte le partite delle 3 fasi si giocheranno in partite di andata e ritorno e in base al risultato dell'andata si deciderà con che risultato potrebbe arrivare il golden set oppure la qualificazione per una delle 2 squadre. Pozzoni aggira il muro e la mette nell'angolo in basso a destra. Anzi, scusate, dalla vostra postazione angoli in alto a destra. Nuccia Gabrieli al servizio per Volano. Battuto l'ausilio del net. Attenzione, Barbieri a salvare.
E Postoni a chiudere. 20-23. Brava Nuccia! Che bel salvataggio di Nuccia Gabrieli. 20-23. Vediamo il servizio ancora di Nuccia. Il suo servizio. Bissoli. Free ball, attenzione, Pozzoni. Bortolotta a cambiare la campo. Barbolini. Attenzione Vincente. Un autentico miracolo delle ragazze di la Vivigas. 24-20, set ball per la Vivigas. Allora, squadra la testa, Sara Guerra in panchina. Set ball per la Vivigas, battuto il suo servizio su Barbolini. Bortolotto, Beatrice Pozzoni, pallonetto, attenzione. Free ball, Pozzoni, Murata. Allora, prima di parlare delle possibili combinazioni goal sponsor, torniamo tra poco. Ancora in diretta dal Palarobbi di Casteldassano. Allora, il terzo set si è concluso per 25-20. Allora, per la cronaca è giusto informare i nostri telespettatori delle possibili combinazioni. Se la Rotoblast dovesse perdere il quarto set e quindi chiudere la partita per 3-1, l'unica possibilità che avrà nella partita di ritorno è vincere la partita per 3-0, 3-1 per portarla almeno al golden set. In caso di tie break, se non ci sarà il tie break in questa partita, la Rotoblast sarebbe eliminata, giusto per la cronaca bisogna dirlo. Quindi per aumentare le possibilità sarebbe importante portarla al tie break e magari giocarsela lì, perché da questo punto di vista se no concedi alla Vivigas 3 possibilità su 4: vincerla 3-0, 3-1, vincerla al tie break o perderla al tie break per poter andare alle semifinali, alla seconda fase. Dunque siamo, intanto si stanno riscaldando le ragazze della Vivigas e Guerra e Ianedelli invece dal lato Rotoblast. Allora, tanto qui sto continuando a tenere d'occhio il pallone che non ci voli sui computer qua.
e l'arbitro chiama il rientro in campo delle due formazioni. Allora, siamo sul 2-1 adesso, inizia il quarto set. La Vivigas con questo, se vincesse questo set, si porterebbe a casa l'intera posta in palio, 3-1, e avrebbe 3 risultati su 4 a disposizione per evitare un possibile golden set. Mentre se la Rotoblast dovesse riuscire a portarla al tie break, in caso di vittoria di uno o dell'altro ci sono solo 2 possibilità per portarsi a casa la qualificazione al ritorno. Allora siamo pronti a iniziare. Alessia Ciccolini, il primo servizio del quarto set. Barbolina a ricevere, Bortolot, Nuccia Gabrieli, Murata, salva Pozzoni, Scannavacca in bagger, Trezzoldi concede una free ball. Bissoli, Brutti firma il primo punto della partita, 1-0. Scusate, del quarto set. 1-0 il punteggio al Palarobbi. Servizio di Ciccolini ancora. Bortolot, Pozzoni, out. Era out purtroppo. Allora, 2-0 il punteggio. Il servizio ancora Ciccolini. Da quando è entrata lei si è vista la differenza in campo. Ecco, chiamata. Arriva l'Ace. Probabilmente questa era nettamente fuori, però l'arbitro di manica larga. Alza l'arbitro, settima donna in campo, un applauso. Ovviamente adesso bisogna stare il più calmi possibili e non cadere nelle provocazioni. Intanto c'è una persona della Vivigas in tribuna che dovrebbe stare fermo con quelle mani, perché continua a importunare le ragazze in panchina. Abbastanza antisportivo questo, però. Vabbè, i tifosi possono fare quello che vogliono, tanto. Anche le bestemmie non gliene frega niente agli arbitri, finché non è... 4-1 il punteggio per la Vivigas. Comunque la Rotoblast non si deve arrendere adesso. Non bisogna concedere il massimo risultato alla Vivigas. Marta Scannavacca, Pozzoni a salvare. Ma Tascioli ci prova, 5-1 però per la Vivigas. Insomma, inizia a essere un punteggio pesantissimo. Allora, occhio al riquadrino, che così vi ammirate le bellezze del Trentino. Intanto partita abbastanza male la Rotoblast, peccato, perché secondo me la Rotoblast ci avrebbe le carte per portarla al tie break. Allora, 5-1. Questo comunque non sta a significare dare delle colpe alla formazione di Luca Parlattini, perché è risaputo che la Vivigas non è una squadretta, è una squadra molto forte, molto tecnica, e quindi doveva dare anche merito alle avversarie. Ricordati che ti sentono, Alan, E è vero, tanto non è il telecronista che lo dice. Allora, servizio di Sgarbosa su Pozzoni. Scannavacca in bagger proprio per Pozzoni, pallonetto, difende Moschini. L'attacco murato di Fangipane. Ancora Fangipane ad attaccare, stavolta salva Scannavacca. Tasciolli! Miracolo col piede, Bortolot. Però è anche così, out. 2-5 il punteggio.
C'è bisogno di darsi la scossa adesso. Pozzone in battuta per la Rotoblas. Fa tutto il servizio, a ricevere Brutti. Prova della Valentina. Tasciolli. Out. Non c'è il tocco a muro, peccato. 6-2 il punteggio. Fabiana Brutti al servizio adesso. Siamo sul attenzione, invasione contro. No, ci ha pensato. Siamo sul 6-3 adesso. Fallo. Allora Galbero non è più in campo perché ha preso il suo posto Tasciolli. Lucia Gabrielli su palla out. Out. 4-6 adesso. Cicollini ha provato l'attacco ma non tocca le mani del muro e la palla va out. Basta chiamarla l'arbitro della ancora Nuccia. Ha sempre su Pangipane. Pozzoni, Bortolot, Babu, Moschini, pallonetto, Bortol. di prima sì, alzava le mani, anche la portata, questa no? 7-4 il punteggio. Marta Bissoli alla battuta della Vivigas. Presa sopra la portata lì. Servito sulla capitana contro capitana. Livia Tresoldi sbaglia l'attacco. 8-4. E Bissoli ancora le al servizio. Servito su Barbolini, Bortolotto, ancora Barbolini. Dentro. Però sta fuori. Ragazzi, svegliatemi da questo incubo, per favore. Blerona Tasciolli al servizio per la Rotoblas. Servizio sempre su Pangipane, pallonetto, Elisa dalla Valentina a salvare. Livia Tresoldi. Oh, era buona questa. 6-8 il punteggio. E ancora Tasciolli al servizio. Servizio Ace 7-8. Ancora Tasciolli al servizio. Vediamo il servizio ancora di Tasciolli. Stavolta riceve giusto. Mamma mia. Salva della Valentina. Barbolini out. Murata out. Aram, però scusa, non puoi ogni azione di continuare a dire che è out, che la toccano, che è quello, perché sennò... Sempre in diretta dal Palarobbi, parità qui al Palazzetto in provincia di Verona, 8 pari il punteggio.
Allora, pronta al servizio ancora Tasciolli. Servizio sempre sulla numero 12. Bistoli per... Era in seconda se non vado errato qui. Pozzoni, pallone su Moschini, salva. Attenzione, Livia! Palla out, peccato. 9-8. Alma Frangipane al servizio per la Vivigas, che torna in vantaggio. Pozzone a ricevere, Bortolot a provarci, il di seconda, Marta a salvare, Bortolot, Barbolini, che salvataggio Moschini, e che salvataggio anche Marta, ma Vale non ci prova, e si concretizza l'attacco. Peccato. Siamo sul 10-8 adesso. Sicuramente è una guerra di nervi anche tra le due formazioni. Adesso al servizio ancora Frangipane. Sul punteggio di 10-8 per la Vivigas. Si spegne in rete. 9-10. Fatto la rete. Barbolini al servizio per la Rotoblast, la capitana biancorossa. Vediamo il servizio di Vale. Attenzione all'attacco adesso della Vivigas, vincente di Sgarbozza. 11-9. Emma Gugliotto adesso per la Vivigas in battuta. Attenzione adesso. Toni Muratta. Si è un po' spenta Pozzoni in questo set. E quando si spegne il terminale d'attacco si mette davvero male. Allora occhio al riquadrino del Trentino, che così ci ammiriamo un po' le bellezze della nostra regione. 3 punti tra le due formazioni. Vi ricordiamo che il primo set si è concluso 23-25 per la Vivigas, 25-17 il secondo per la Rotoblast e 20-25 per la Vivigas il terzo. La Rotoblast ha solo una possibilità se vuole ancora vincere la partita, deve portarla al tie break, se no la Vivigas può portarsi i 3 punti a casa. Dunque rientrano le formazioni in campo. 9-12 punteggio. Emma Gugliotto, Sì, era sul 5-1 aveva fatto il primo. da adesso Luca non avrà più time out. Servizio con l'ausilio del net. Pozzoni, stavolta è vincente l'attacco. 10-12. Allora 10-12 il punteggio. E Livia 3 soldi al servizio per la Rotoblast. Servizio out. (13-10) però c'è anche quelle poche persone della Rotoblast, però invece che motivarle li mandano a quel paese, si mette ancora peggio. Pozzone a ricevere il servizio di Cicolini e arriva l'attacco della numero 11 per la Rotoblast. No, 11 punti. Sì, che ha attaccato, adesso che lo so, Nuccia Gabrielli, numero 15. Al servizio Bortolot per la Rotoblast. Aveva ricevuto Frangipane.
Sgarbossa sfonda il muro. E 14-11. Bello scattino, No, dico bello scattino, vedo che corsettina. È scattato meglio adesso. Servizio di Sgarbossa. Battuto Bortolot, Nuccia. 12-14. Adesso al servizio Beatrice Pozzoni. Servizio di Pozzoni che passa vicino al net. Un bel attacco di Frangipane. 15-12. La Vivigas che vuole mantenere le distanze di sicurezza, i 3 punti. Fabiana Bruti al servizio. Mamma mia, Gugliotto ha rischiato di commettere un fallaccio, quello di non è entrato in campo. Anzi, in realtà sulla carta il libero può stare in campo anche sotto rete, però mancherebbe il muro. Bortolot, Pozzoni! Scusate, Barbolini. 13-15. Per la Rotoblas è una delle ultime chance adesso, bisogna recuperare per portarla almeno al tie break. Nuccia su Sgarbossa. Attacco! Bortolot. Barbolini! 14-15. No, Barbolini ho detto. Solo che forse ho detto Borbalini. Vabbè, tanto abbiamo la Bartolini come... Esatto. Ancora Annuncia Gabriele al servizio sul 14-15 sempre per la Vivigas. Sempre su Sgarbossa. Attenzione all'attacco vincente di Frangipane. Marta Bissoli al servizio. Battuto su Pozzoni. Bortolot. Barbolini. Sgarbossa salva. Pallonetto di Frangipane. 14-17. Tornano i 3 punti di vantaggio. Le ultime chance si stanno assottigliando sempre di più. Bisogna cercare di invertire subito la rotta. Barbolini a ricevere il servizio di Bissoli. Frazione di quarto tocco. Siamo sul 14-18. Vivigas sta prendendo la fuga. Dai raghe, dai! Pozzoni a ricevere. Bartolot. Barbolini Muratta. Barbolini in bagger. Tasciolli. Attenzione adesso. Ciccolini. 19-14. Per la Rotoblas ormai è notte fonda. 5 punti di ritardo adesso. Alla Vivigas ne mancano solo 6 per portarsi a casa l'intera posta in palio. Barbolini chiede la rotazione per evitare possibili falli. Servizio ancora di Bissoli. Fa tutto il servizio su Beatrice Pozzoni. Bortolot al centro. Per chi? Ma per chi?
È così che si regalano i punti, però palla toccata. Buonanotte. 20-14. Mannaggia, che regalo che abbiamo fatto. Adesso sul punteggio di 20-14 ormai ve lo posso dire, ormai siamo, mamma mia, ancora
sperare di passare il turno, deve per forza vincere almeno la partita per 3-1 e poi batterla al tie break e al golden set. In caso di tie break la Rotoblast sarebbe eliminata. Allora, l'appuntamento, gentili ascoltatori, è per sabato prossimo alle ore 20:30 all'Arena Biancorossa. Saremo sempre in diretta qui sempre qui sul Volano Volley Channel. Ringrazio per la parte tecnica Lamberlope, da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto. Ci vediamo sabato prossimo con il ritorno con la Vivigas Arena Volley. Buona serata a tutti.